Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Regione risponde al sindaco di Cosenza, il cantiere aprirà nella prossima settimana, intanto il comitato Non Metro si rivolge al TAR. La Calabria raggiunge quota 39,7% di raccolta differenziata dei rifiuti, dice l'assessore Rizzo, ma Guccione attacca, la situazione è tutt'altro che rosea, pauroso ritardo nell'attuazione del piano. Botta e risposta sul commissariamento della sanità calabrese, Tassone punta l'indice su Oliverio, Bevacqua difende il presidente. La denuncia del garante per l'infanzia marziale, neuropsichiatria infantile in Calabria esiste solo sulla carta. Dopo il sequestro di un tratto del fiume Surdo, i residenti della zona si ribellano, la pulizia era necessaria, l'accusa compromesso l'ecosistema. Un cane di proprietà di una pensionata ucciso a colpi di pistola a Bibbo, sull'episodio indagano i carabinieri, ritorsione o tiro al bersaglio, squallido episodio. Il TAR del Lazio respinge il ricorso dell'ex sindaco Papasso avverso lo scioglimento del comune e conferma provvedimento legittimo. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, lo avete sentito dai titoli, il cantiere della metro a Cosenza. Ebbene, la risposta della Regione al primo cittadino, i lavori inizieranno entro proprio questa settimana, però c'è il comitato Non Metro che si rivolge al Tribunale amministrativo regionale. Il punto nel nostro servizio. La questione metro di Cosenza è tutt'altro argomento messo nel dimenticatoio, non fosse altro che per i disagi creati dal cantiere fantasma su Viale Parco. È da tempo che registriamo le lamentele degli automobilisti costretti a sopportare le indicibili sofferenze del traffico per un tratto di strada chiuso ormai da 2 mesi, dove però i lavori non sono mai iniziati. La situazione è critica, tant'è che il sindaco Occhiuto, nello scusarsi con i cittadini per i disagi creati, ha minacciato lo smantellamento del cantiere qualora la Regione non si attivi al più presto, iniziando i lavori. Ora la replica della Regione c'è stata. Dalla cittadella hanno fatto sapere che l'inizio degli interventi partirà lunedì prossimo. In tutto questo c'è da tener conto di altri 2 fattori. Il primo, la società aggiudicataria dell'opera, la CMC di Ravenna, ha presentato la richiesta per accedere al concordato preventivo. Certo, questo può significare tutto o niente, solo il tempo schiarirà l'orizzonte. Fattore numero 2, il comitato No Metro, che non molla, tant'è vero che ha annunciato di aver depositato al TAR Calabria un ricorso contro la progettazione esecutiva dei lavori, il posizionamento del tracciato della tranvia nella città di Cosenza e l'accordo di programma siglato il 12 giugno, accordo che, secondo il legale della parte ricorrente, l'avvocato Rossella Barberio, sarebbe nullo. Nel ricorso sono state inoltre sollevate una serie di illegittimità perpetrate nel procedimento di approvazione della progettazione esecutiva, avvenuta in assenza dei requisiti e delle informazioni previste dalla legge per questa fase della progettazione. I lavori, sempre secondo quanto sostiene il comitato No Metro, non sarebbero stati preceduti dalle necessarie autorizzazioni edilizie e dalle opportune valutazioni ambientali. E intanto anche sui social cresce la protesta dei cittadini e prende corpo l'ipotesi di una manifestazione di protesta per domenica 16 dicembre. Insomma, la metro è un'opera che continua a dividere e a suscitare polemiche. E a proposito di polemiche, rovente la polemica politica sul commissariamento della sanità in Calabria. Nel pomeriggio un botta risposta, Tassone attacca il presidente, Bevacqua lo difende. I particolari nel nostro servizio. Il commissariamento della sanità agita la politica calabrese. Oggi è il segretario del nuovo CDU, Mario Tassone, a puntare l'indice contro il governatore Mario Oliverio e dire che esprimersi contro la gestione commissariale della sanità è provocatorio. È stato proprio Oliverio, fa sapere Tassone, a legittimare la questione straordinaria quando fece i pellegrinaggi al Nazareno, sede del suo partito, per implorare la nomina del commissario. Di parere diametralmente opposto il consigliere regionale
regionale Mimmo Bevacqua, che si schiera dalla parte del presidente e concorda con le ragioni che hanno condotto Oliverio a ricorrere alla Corte Costituzionale rispetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha disposto l'ulteriore prosecuzione del commissariamento per la sanità calabrese. Bevacqua si sofferma nella nota in quella che definisce mancato ripristino di una democrazia ordinaria che rischia di vanificare quei pochi ma significativi processi virtuosi avviati e affossare definitivamente il sistema sanitario calabrese. Si rivendica, la linea è chiara, il ruolo del Consiglio regionale e della Giunta di determinare le scelte in un settore così delicato, un ruolo, sottolinea, che spetta ad un organo istituzionale che poggia sulla legittimazione dell'elezione diretta. Ma il governo giallo-verde, conclude, ha ritenuto molto più comodo ritenere i calabresi non idonei a camminare con le loro gambe. In Calabria la raccolta differenziata è al 39%, soddisfatta l'assessore regionale Rizzo, ma Carlo Guccione attacca la situazione, dice, è tutt'altro che rosea. Vediamo. La questione dei rifiuti in Calabria è da sempre controversa. Da una parte ci sono gli obiettivi fissati dalla legge, il tetto è il 65% di differenziata da raggiungere in ogni regione, dall'altra le resistenze e i ritardi delle comunità che, al contrario dei tanti casi positivi, ormai in linea con gli standard nazionali, rallentano l'affermarsi della buona gestione. L'assessore Antonella Rizzo sbandiera i dati del rapporto ISPRA che attestano al 39,7% la raccolta differenziata in Calabria nel 2017, ricordando che nel 2014, nel momento del suo insediamento, si era fermi al 18,6%. Dati che non fanno fare i salti di gioia a Carlo Guccione, che invece punta l'attenzione sulla modifica alla legge regionale prevista nel collegato alla legge finanziaria, che prorogherà fino al 30 giugno 2020 la possibilità di conferimento dei quantitativi trattati anche negli impianti privati. Questo, dice Guccione, è dovuto al mancato rispetto del cronoprogramma previsto nel piano rifiuti relativo al completamento degli impianti di trattamento pubblici. Certamente c'è molto da fare, dice l'assessore Rizzo, ma dopo decenni di stallo la Calabria, con il più 6,5% di incremento nella raccolta differenziata, si colloca ai primi posti tra le regioni italiane. Poi si rivolge alle amministrazioni locali che, superata la fase emergenziale, sono chiamate a dare solidità al sistema. Anche Guccione fa riferimento ai comuni che ritiene i capri espiatori della regione, poiché dal 1 gennaio 2019 subentreranno nel governo della gestione dei rifiuti, ereditando un disastro dalle criticità difficilmente risolvibili, visto il pressapochismo con cui la regione ha gestito il settore. E a proposito di rifiuti, c'è uno studio di Banca Italia che dice che la Tari, la tassa sui rifiuti, va cambiata perché colpisce le famiglie più povere. Vediamo. La Tari, la tassa sui rifiuti, danneggia le famiglie con redditi bassi, non incentiva un uso più responsabile delle risorse ambientali e andrebbe riconsiderata. A bocciare l'imposta è uno studio di Banca Italia. In una terra come la Calabria, in cui l'economia è fragile e i nuclei familiari sono sempre più in difficoltà, Banca Italia sottolinea che la Tari agisce di fatto come un'imposta patrimoniale e che la stessa ha un ruolo rilevante nei bilanci locali. Essa fornisce un gettito di quasi 10 miliardi, di cui si può stimare che all'incirca il 60% sia prelevato sulle famiglie. La ricerca sottolinea inoltre, a parte il gettito, i risultati deludenti conseguiti nella gestione dei rifiuti, che hanno pesanti ricadute sulla qualità della vita dei cittadini e sul valore del patrimonio immobiliare. Insomma, l'indicazione degli economisti è di ripensare il balzello che, lo dice Banca Italia, è esoso quanto inutile. I diritti dei minori, c'è un servizio, dice il garante per l'infanzia, che in Calabria esiste solo sulla carta. Sentiamo. Solo sulla carta la Calabria ha un reparto ospedaliero di neuropsichiatria infantile. La Calabria è la regione con il tasso più elevato di povertà educativa.
Povertà educativa significa povertà economica, povertà sociale e spesso sfocia anche in disturbi della sfera psichica, e molti di questi ragazzi finiscono poi per fare anche reati, per commettere reati. Da molti anni ormai i tribunali per i minorenni rivendicano un servizio di tal portata in Calabria, lo sto rivendicando io nel corso del mio mandato, e in realtà la beffa è che sulla carta esiste, perché all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone esiste il reparto di neuropsichiatria infantile, ma di fatto non c'è. Di fatto sono più operatori il dottore Bagalà, che è il direttore della neuropsichiatria, il dottore Paravati, che è quello di pediatria, che in qualche modo sopperiscono dando quello che possono, ma di fatto il reparto non esiste. E in Calabria non ce n'è neanche uno, quindi è la solita storia di emigrazioni. Allora io ho ringraziato oggi il consigliere regionale Pedà perché ha portato la vicenda nella terza commissione consiliare, con la speranza che qualcosa si muova. Questo è un diritto fondamentale di ogni creatura, di ogni minorenne che è in Calabria. A Catanzaro adesso, dove Comune e ANAS hanno presentato il progetto per la rotatoria di Giovino, l'investimento complessivo è di 830.000 euro. Vediamo. Inizieranno a febbraio i lavori per la realizzazione della rotatoria di Giovino e verranno completati entro 4 mesi. Questo l'impegno dell'ANAS, che insieme al Comune ha presentato il progetto a Palazzo dei Nobili a Catanzaro. Obiettivo: aumentare la sicurezza stradale in uno snodo strategico per il capoluogo di regione e per l'intero sistema viario della fascia ionica. L'investimento complessivo è di 830.000 euro. Siamo riusciti a compendiare le esigenze dei frontisti, dei cittadini, della Guardia di Finanza, che aveva un importante punto che aveva problemi proprio per l'accessibilità e la sicurezza stessa. Abbiamo dovuto rifare un paio di volte il tracciato proprio per riuscire a compendiare gli interessi di tutti. Chiaramente l'interesse principale è quello della sicurezza, quindi questa rotatoria per fortuna va a rispondere ad un'esigenza di sicurezza fondamentale. I lavori molto probabilmente partiranno a febbraio, abbiamo già l'impresa appaltatrice, che questa è la cosa più importante. L'importo dei lavori sarà di circa 600.000 euro per un investimento complessivo di 800.000 euro. Prima dell'estate contiamo di avere la rotatoria efficiente. Nel Cosentino adesso vi abbiamo parlato ieri del sequestro di un tratto del fiume Surdo, siamo a Rende. I residenti della zona però si ribellano, la pulizia era necessaria, dicono, l'accusa ha compromesso l'ecosistema. Vediamo. Il torrente Surdo da qualche giorno ha un aspetto completamente diverso dal solito. Il corso d'acqua che attraversa il territorio di Rende scorre tra argini privi di vegetazione. L'intervento, eseguito da una ditta su richiesta dell'amministrazione comunale, ha ripulito le sponde ma ha scatenato la reazione delle associazioni ambientaliste e richiamato l'attenzione della Procura della Repubblica di Cosenza. I carabinieri forestali hanno messo sotto sequestro 1,6 km di fiume. L'ipotesi di reato è trasformazione permanente dello stato dei luoghi in assenza di autorizzazione paesaggistico-ambientale, distruzione e deturpamento di bellezze naturali sottoposte a speciali protezione. L'assessore Ziccarelli si riserva di rispondere sulle accuse mosse. Ritengo che questo il sindaco lo chiarirà in questi giorni, perché il problema, noi abbiamo bonificato il fiume perché oltre ad essere pieno di arbusti, come diceva, c'erano anche di tutto, c'erano elettrodomestici, c'erano copertoni, questa era diventata una discarica, non era più un fiume. Intanto i cittadini ribadiscono che dal loro punto di vista l'intervento di pulizia delle sponde era indispensabile perché gli argini erano diventati una discarica a cielo aperto e il flusso dell'acqua era ostacolato dalla vegetazione. È giusto, è giustissimo, perché qui rischiamo di allagarci, qui non ho visto prima cosa c'era. Frigoriferi, cose buttati là dentro, cucine, bidoni, spazzatura, tutto. E quindi hanno fatto un'opera benissima, la vegetazione sta crescendo di nuovo. Siamo soddisfatti così. All'amministrazione si contesta anche l'assenza del nulla osta per l'intervento in una zona a rischio idrogeologico R4, rischio che secondo gli abitanti di Saporito ora risulta accentuato dalla mancata rimozione dei tronchi e degli arbusti tagliati e del materiale rimosso in una delle aree più densamente abitate. E ci sono tutto ciò che hanno estirpato dalla terra è rimasto a margine del fiume a ostruire il canale, quindi lì, essendo un rischio inondazione, è grave. Non so se
che con questo sequestro che è stato fatto i lavori si siano bloccati, però lì sicuramente non può rimanere in quel modo perché è antiestetico ma soprattutto pericoloso. Ora davvero una brutta storia, un cane di proprietà di una pensionata è stato ucciso a colpi di pistola. L'episodio davvero barbaro è accaduto a Vibo, ritorsione o tiro al bersaglio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, vediamo. Le immagini crude, terribili, del cane ucciso a colpi d'arma da fuoco lasciano attoniti. Tra la gente è forte lo sdegno dinanzi a tanta barbarie, sintomo di un crescente degrado sociale e culturale che offende un'intera comunità. Era un inerme cagnolino, di proprietà di un'anziana donna, eppure non si è esitato ad ucciderlo a colpi di pistola, lasciando che a trovare l'animale ancora in fin di vita fosse la padrona che, dopo averlo perso di vista per qualche minuto, lo ha rintracciato poco prima che spirasse. Turbata, sconvolta, incredula dinanzi a tanta ferocia, la donna, una pensionata, si è subito rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire gli autori e al movente del crudele gesto. Sulla macabra esecuzione stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia. Dovranno stabilire se l'uccisione del cagnolino possa rappresentare una sorta di ripicca verso la proprietaria per cause legate a problemi di vicinato o se si sia trattato di un macabro gioco, un tiro al bersaglio verso l'animale indifeso. Se già di per sé l'episodio provoca reazione e raccapriccio, si rimane allibiti dinanzi alla sola ipotesi, comunque al vaglio degli inquirenti, che il tutto possa essere il risultato di una diatriba tra vicini, per cui se non si va d'accordo con il vicino di casa, per fargli dispetto gli si spara il cane. Il vicino, comunque, già ascoltato dagli inquirenti, in prima battuta avrebbe negato ogni coinvolgimento, sebbene abbia confermato i pessimi rapporti con la donna, segnati da anni di denunce e contenziosi. Ciò che sconvolge i vibonesi è che questo episodio di rozza violenza giunge oltretutto a pochi giorni di distanza da un fatto analogo che ha avuto come vittima sempre un cane, in quel caso ucciso e poi appeso alla porta d'ingresso di un negozio di abbigliamento come macabro messaggio intimidatorio. Cosa sta accadendo a Vibo Valentia? Perché tanto degrado? Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Provvedimento con il quale lo scorso anno è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la sua adozione. Il passaggio conclusivo della sentenza con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dell'ex sindaco Giovanni Papasso, dei consiglieri della sua maggioranza e di 4 ex assessori. Rifiutano di fornire i documenti di identità a 2 agenti di una pattuglia della squadra volante che li avevano avvicinati per un controllo e si scagliano con calci e pugni contro i poliziotti. 2 uomini di 25 e 41 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari nel quartiere Lido di Catanzaro per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati medicati nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Non ce l'ha fatta l'infermiera 57enne in servizio nell'ospedale pugliese di Catanzaro ed investita ieri da un'auto mentre faceva rientro a casa. La donna aveva terminato il suo turno di lavoro nel nosocomio del capoluogo e stava percorrendo la strada di casa quando una vettura l'ha travolta nei pressi di un passaggio a livello. La vittima, soccorsa dai colleghi del 118, è deceduta mentre si trovava proprio nell'ospedale dove lavora da tempo. Sul luogo dell'incidente le volanti della questura di Catanzaro che hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del tragico investimento. Tra i feriti gravi dell'attentato avvenuto a Strasburgo c'è un giovane 29enne di origini calabresi, Antonio Migalizzi. Il ragazzo, giornalista di professione con la passione per la radio, sarebbe stato raggiunto alla base del cranio da un proiettile durante l'assalto terroristico mentre si trovava nei pressi del mercatino di Natale. A Palmi adesso, dove la società Radi, l'azienda in custodia giudiziale, chiude, sono stati licenziati 32 operai. L'impresa si occupava di raccolta rifiuti. Vediamo. Altri 32 posti di lavoro in fumo. La Radi, società in custodia giudiziaria con sede a Palmi, ha di fatto concluso le procedure per il licenziamento collettivo del personale. I custodi giudiziari hanno dato notizia al sindacato della conclusione della procedura di licenziamento e dell'inevitabile chiusura di un'azienda che nel giro di pochi anni è passata ad essere leader nella raccolta e trattamento rifiuti, con un impianto all'avanguardia a un'impresa piena di debiti e che non può essere
essere venduta. L'amarezza del sindacato, altri 32 posti di lavoro in fumo, ha affermato Valerio Romano, segretario generale della Filcams CGIL di Gioia Tauro. La Radi, ha spiegato ancora il sindacalista, in custodia giudiziaria ha di fatto concluso le procedure per il licenziamento collettivo del personale. Abbiamo tentato in tutti i modi di trovare una soluzione alternativa, come l'affitto del ramo d'azienda, riuscendo anche a mettere insieme ad un tavolo una società interessata. Purtroppo domanda e offerta, aggiunge ancora Romano, non si sono trovati. I problemi per la Radi iniziano con il primo arresto del proprietario Carmelo Ciccone. Nell'inchiesta della DDA Regina denominata Casa Mia, l'azienda viene sequestrata e il tribunale nomina dei curatori giudiziari. All'inizio le cose non vanno male, ma poi comuni ed enti non pagano per il servizio di raccolta e le commesse cominciano a calare. Una situazione che porta l'azienda dentro una crisi dalla quale non uscirà più. Il risultato finale è che 32 operai della Radi hanno perso il lavoro e con oltre un anno di stipendi arretrati più alcune 13ª e 14ª ancora da pagare. Incontro sulle malattie neurodegenerative a Catanzaro promosso dalla Fondazione Città Solidale. Le famiglie non possono essere lasciate da sole, è stato sottolineato necessaria una rete assistenziale. Vediamo. Anche in Calabria sono centinaia le famiglie che devono affrontare gli effetti devastanti di malattie come il Parkinson o l'Alzheimer, malattie neurodegenerative che hanno in genere un decorso lento e progressivo in cui alcune funzioni del sistema nervoso vengono perdute. Si stima che circa l'80% dei pazienti siano assistiti dai propri familiari che vivono il dramma quotidiano di un'emergenza sanitaria ancora irrisolta. A Catanzaro l'incontro promosso dalla Fondazione Città Solidale Onlus per fare il punto sullo stato della ricerca ma anche sul sostegno da dare ai pazienti e alle famiglie attraverso la rete dei servizi per le malattie neurodegenerative. È anche una grossa opportunità per tanti centri diurni che sono stati attivati recentemente nella Regione Calabria per riflettere sull'esperienza fatta nell'ultimo anno, un anno di sperimentazione appunto attraverso il centro diurno, di accompagnamento e di terapia da offrire a queste persone affette da malattie neurodegenerative. Oggi abbiamo convocato i responsabili dei centri per un momento di riflessione e soprattutto per individuare strategie, piste operative per non interrompere il servizio. Il progetto che è stato finanziato per una parte almeno dalla Regione Calabria era un progetto per un anno, siamo agli sgoccioli, stiamo per concludere, ma le centinaia di persone che si sono affacciate e hanno vissuto nei nostri centri insieme alle tante famiglie, sia per l'assistenza domiciliare che abbiamo offerto, sia per il servizio nel centro, non possono essere rimandate a casa. Hanno bisogno di essere sostenute, aiutate, incluse in un percorso che restituisca loro dignità. La diagnosi è solo un punto di partenza per percorsi che sono spesso articolati e complessi. Le famiglie non possono gestire da sole questo genere di malattie. È necessario promuovere un percorso di presa in carico e di cura in modo da creare una rete assistenziale. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Come anticipato negli articoli precedenti, l'arrivo di una perturbazione causerà un nuovo peggioramento sulla nostra regione, in particolare sulla Calabria centro-settentrionale, i cui effetti si avvertiranno dalla serata di mercoledì e si accentueranno maggiormente tra la notte e le prime ore della giornata di giovedì, causando localmente anche piogge a carattere di rovescio o temporale, e nevicate inizialmente sopra i 1000-1200 metri su Pollino e Sila, con quota neve in rialzo fino a 1300-1400 metri. Ma diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani cielo generalmente nuvoloso su Calabria centro-settentrionale e piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale, in particolare tra la notte e le prime ore del giorno, e nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri su Pollino e Sila, 1500 metri su Aspromonte. Altrove cielo parzialmente nuvoloso con possibili piogge. Temperature in leggero aumento. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani mare generalmente poco mosso con venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed
Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.